Sabato 9 dicembre rientriamo in diretta, cari telespettatrici e cari telespettatori di Antenna 3, buongiorno. Tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa prima edizione, tantissimi. Andremo nel Padovano per parlare di furti, nel Trevigiano per la sicurezza sul lavoro, ancora troppi morti nei cantieri, ma non possiamo non partire dal capitolo della sicurezza stradale, perché è stato ed è tuttora un ponte dell'Immacolata contrassegnato da troppi incidenti sulle strade del Veneto. Ripartiamo dalla strage che si è consumata ieri, poco più di 24 ore fa, a Porto Gruaro, la strage dei ragazzi, la strage dei ventenni. 3, come sapete, sono i morti, ma la vedo pronta, collegata da Porto Gruaro, da Viale Venezia, con Francesca Pezzo, la nostra Anna Maria Parisi. Buongiorno Anna Maria. Eccoci, buongiorno Christian, ci troviamo proprio sul luogo della tragedia, della mattanza, oserei dire. È esattamente qui che la BMW di grossa cilindrata l'altro giorno è sbalzata facendo un volo e andando a finire lungo il corso d'acqua. Ecco, con le immagini di Francesca Pezzo vediamo proprio la parte del guardrail con il cancello che è stato, come vedi, si trova per terra lungo il manto stradale, ma sotto al gradino, proprio poco prima del cavalcavia dove ci troviamo noi. La BMW di grossa cilindrata arrivava dritta dalla strada che stanno attraversando queste auto, come vediamo, arrivava proprio da questa parte, aveva appena attraversato la curva, ecco, vedi le immagini. Non ti sentiamo più, Anna Maria. Non sentiamo più Anna Maria a microfono. Vediamo se riusciamo a ripristinare. Anna Maria, mi senti? Adesso mi senti? Sì, ti sento io forte ti e sento, chiaro. tu mi senti? Forte e chiaro. Ecco, la macchina arrivava dopo aver superato questa curva proprio qui dove ci troviamo noi, per terra sull'asfalto ancora contrassegnati in verde i segni dove si trovava la macchina all'inizio del volo, quindi a tutta velocità, non sappiamo a quanto, ma dalle fonti investigative sembra procedesse ad alta velocità, è arrivata qui e è sbandata e ha fatto un volo buttando giù la parte del guardrail col cancello, e che ha fatto come da trampolino, e quindi è finita lungo il canale. Adesso guarda, ci sono tanti giornalisti, tanta gente che è venuta a vedere che cosa è successo, perché i ragazzi erano comunque molto conosciuti qui in città, non soltanto a Portogruaro ma a Concordia. Ci sono tante candele, tanti lumini, le foto. Ecco. E ci sono anche gli amici. Stavano un giorno fuori di casa per stare, perché dovevano accudire i cani, non stavano neanche un giorno fuori, perché dovevano accudire i cani. E adesso quei cani li stanno aspettando anche a casa. Ciao, scusami, Ciao. siamo di Antenna 3, siamo in diretta Sì. col telegiornale. Tu sei un'amica dei ragazzi, di chi conoscevi? Conoscevo la Giulia Altin, Adri non l'ho conosciuto perché purtroppo era morto. Già, sì, era già morto mesi fa. Il fratello Altin già soffriva per Admir, suo fratello che è morto a Porto. A maggio scorso. Sì. Ma con loro ieri c'era anche una quarta ragazza. Sembra che ci fosse una quarta persona che avessero lasciato a casa poco prima di arrivare qui. Tu non sai chi fosse? No, io so soltanto che magari un amico si è addormentato, cioè doveva uscire ma si è addormentato a casa. Ah, e non è uscito con loro? No, non è uscito con loro, ma loro sicuramente avranno passato una serata tranquilli, cioè a ridere, a scherzare e basta. E sono tante le foto che sono state posizionate oggi. Qua c'è la Giulia, lei, lui Altin e il loro fratello. Tutti e tre insieme. Tu uscivi spesso con loro?
Sì, uscivamo qualche volta perché i miei figli li amavano stare insieme a loro. Erano brave persone, lei aveva appena superato un esame, era contenta. Si doveva laureare a marzo, si sarebbe dovuta laureare... No, aveva passato un esame per diventare commercialista, azienda, non vedeva l'ora. Erano bravissime persone. Quando sei stata raggiunta dalla notizia della tragedia? Alle 7 di mattina mio marito mi ha svegliato e mi fa che è morto Altin, lui è corso la mattina qua ed è venuto a vedere cos'è successo. Non è facile perché erano belle persone. Lui non lo conosco. Il più giovane? No, lui non lo conosco egli perché lo conoscevo solo di vista, però Giulia, Altin, eccoli qua, sono morti insieme. Sì, qui sono in vacanza, sono sotto la neve. Sì, in montagna, loro adoravano andare in montagna. C'è anche un bellissimo primo piano di Giulia. Sì, bellissima. E qui vediamo tanti fiori che sono stati posizionati per loro. Sì, li abbiamo messi tutti noi ieri sera. Li avete messi voi anche? Sì, in gruppo con siamo. I nomi anche. Sì. Non bisogna dimenticarli perché loro non avrebbero voluto fare questa fine. Grazie. Se loro oggi erano vivi direbbero ma come cavolo è successo? Qua c'è un lucchetto per sempre. Avete messo anche il lucchetto? Sì. Per tutti e tre? Adesso si sono riuniti tutti e tre su. Lì i genitori... Adesso i genitori di Altin hanno perso 2 figli. La Giulia era figlia unica, era insegnante faceva l'insegnante di ginnastica artistica qua a Porto, sì. Stava con i bambini, sempre con i bambini, era una persona meravigliosa. Quando era morto il fratello Admir diceva sempre io mi comprerò una macchina grossa così se succede un incidente sono più sicura. Sarà stato un millesimo di secondo perché lui era bravo, lui non è che correva chissà cosa, era responsabile, però magari il dolore del fratello, non lo so. Sono brave persone. Forse il terreno era anche reso scivoloso, sì, perché ieri sera ma forse era ghiacciato perché lui questa strada la faceva tutti i giorni. Tutti i giorni la faceva questa strada, quindi... Però se non fosse stato questo ponte oggi magari sarebbero vivi in gravi condizioni, però almeno forse vivi. Io ti ringrazio per la tua testimonianza e allora adesso ripercorriamo insieme nel servizio di Heidi Kaliman che cosa è accaduto l'altra notte. Ore 3:40 di venerdì mattina, Viale Venezia, Borgo Sant'Agnese, Portogruaro. Una serata tra amici in occasione del Ponte dell'Immacolata finita in tragedia. Una strada che da Concordia Sagittaria porta al centro di Portogruaro. La fuoriuscita di strada fatale per i 3 ragazzi che erano a bordo della BMW M5 e 60. Anziché imboccare il ponte del fiume Lemene e Reghena, l'auto perde il controllo e sfonda il guardrail, fiancheggiando il muretto di protezione, oltrepassando la rete e finendo inabissata nel fiume. Questa è la prima ricostruzione dei carabinieri. Non c'è stata via di scampo per Altin Otti, 22 anni, Giulia Di Tiglio, 21 e Gieci Egli, di 20. Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi del SUEM 118, i carabinieri, vigili del fuoco e sommozzatori per estrarre l'auto dal canalone, ma per i ragazzi non c'è stato nulla da fare. Il lavoro dei pompieri è proseguito per diverse ore su richiesta del prefetto alla ricerca di una possibile 4ª persona a bordo della vettura. Operazioni che si sono concluse nella tarda mattinata e che hanno dato esito negativo. Erano in 3 a bordo della BMW. La testimonianza del caporeparto Caporioni dei sommozzatori del comando dei Vigili del Fuoco di Venezia. La macchina era accartocciata, danneggiata, rovesciata e quindi era impossibile estrarre le persone prima di recuperare l'automobile che comunque era prossima alla superficie, molto, molto vicina. Una profondità di pochi metri, 2-3 al massimo. Il peso del motore dell'auto di grossa cilindrata ha fatto sì che entrasse in acqua sprofondando in verticale con la parte anteriore. Qualche finestrino danneggiato, il lunotto in frantumi, ma comunque impossibile poter tentare di estrarre i 3 ragazzi dall'abitacolo prima di rimuovere la macchina. Un'operazione delicata, racconta il caporeparto dei Vigili del Fuoco. La vettura era un coupé, pertanto spazi molto ristretti all'interno,
c'erano alcuni vetri rotti, ma comunque impossibile estrarre le persone in quelle condizioni, è comunque rischioso. Secondo le ipotesi degli inquirenti che stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia, all'origine dell'incidente potrebbe esserci stato un eccesso di velocità. Ancora da chiarire poi se alla guida della potente BMW ci fosse il 22enne a cui era intestata. Ecco Christian, e con Angela, amica di Giulia e poi di tutti gli altri due ragazzi, che ci ricordava come questa notte siano venuti ragazzi che a loro volta frequentavano una compagnia molto numerosa, una trentina di amici. Questa notte vi siete ritrovati, Angela, e siete venuti qui per allestire questo ricordo dei vostri cari amici. Angela ci mostrava una foto rappresentante i tre cagnolini, i tre rispettivi cagnolini, uno per ciascuno di loro degli amici. Eccoli qua. Angela, dicevi che ecco, questi sono i cagnolini di Altin, Giulia e di Admir, tutti e tre che li aspettavano a casa. Non tornavano mai a casa, non uscivano mai troppo fuori perché sapevano che avevano i cani che li aspettavano a casa. E adesso non ci sono più. Ecco, e adesso nel prossimo servizio, così come noi abbiamo incontrato Angela, uno degli amici del gruppo numeroso dei tre ragazzi che hanno trovato la morte lungo questo ponte, con le testimonianze anche del loro ricordo. Alti Noti, 22 anni, Egli 10, 20, Giulia Di Tiglio, 21. Tre ragazzi, ognuno con la sua storia e le sue passioni, tre giovani vite interrotte. Una giornata di festa al Ponte dell'Immacolata, un'intera mattinata passata nel luogo del tragico incidente. Una zona di passaggio, a terra, segni così evidenti da far fermare passanti e cittadini, tutti con un'unica domanda: come può essere successo? Io conoscevo Egli di più di Altin alla mia età. È del 2003, quindi 20 anni. Andavamo in scuola insieme, giocavamo a calcio insieme ogni tanto, eravamo un po' nella stessa compagnia. Quando si usciva assieme comunque ci divertivamo, è un bravo ragazzo. Andrea racconta di Egli senza mai togliere lo sguardo dal punto in cui la macchina dei suoi amici è caduta. Egli Gieci, di origine albanese, è il più giovane delle vittime, appena 20 anni. La passione per il calcio, la sua foto di qualche anno fa con addosso la maglia del Portogruaro Calcio, società che ha espresso il suo cordoglio ricordandolo con una sua foto. Tifoso del Milan, frequentava l'Ipsia Monsignor d'Alessi. Giulia Di Tiglio, 21 anni, a marzo si sarebbe laureata in economia, stesso mese in cui avrebbe compiuto 22 anni. Ed era 22enne anche il suo ragazzo Alti Noti, di origini kosovare. Aveva studiato al liceo delle scienze umane Marco Belli. Si era trasferito con la famiglia da non molto tempo a Concordia Sagittaria, direzione dalla quale proveniva la vettura diretta verso il centro di Portogruaro. Con Giulia stavano insieme da circa 2 anni, un amore che i due esprimevano anche nelle loro foto Instagram, i loro profili colmi di momenti condivisi, foto allo specchio, abbracciati, vicini anche nel momento della tragedia. La morte di Altin ha sconvolto la comunità di Portogruaro. Era infatti il fratello di Admir, di appena 19 anni, a cui era toccata la stessa identica sorte, perdendo la vita a maggio in un incidente stradale. La testimonianza di una vicina di casa. Il figlio più piccolo ha fatto l'incidente, non mi ricordo, qualche mese fa su Cavalcavia di Polina ed è morto su un colpo. Era in macchina con suo papà. Suo papà non è successo niente, lui è morto su un colpo. Il ragazzo 18 anni. Ma adesso mi sta dicendo che anche il fratello, però una famiglia per bene. Conoscenti raccontano che la famiglia, soprattutto la madre, non si era più ripresa dalla morte del figlio minore avvenuta a maggio. Adesso, a distanza di pochi mesi, l'ennesima tragedia. Sui profili social di Altin spicca l'amore verso i motori, la sua auto, una BMW M560 postata e ripostata. Nelle sue storie Instagram, l'ultimo scatto. 3 macchine, 3 amici, in quella che doveva essere una serata di festa in compagnia. E oggi Angela ci chiede, vuole lanciare un appello. Cosa vuoi chiedere, Angela? Magari che le loro foto rimarrebbero qua senza che nessuno le tolga, insomma, per restare il loro ricordo.
per non perdere il loro ricordo. Quindi Angela chiede in definitiva che vengano lasciate le foto con i nomi dei 3 ragazzi perché vengano ricordati per sempre. A tal proposito ci dicevi Angela che adesso con gli amici state pensando di fare una colletta per le famiglie. Sì, magari fare una colletta per le famiglie per aiutarli perché magari le sappiano usare meglio per i giovani, non so, qualsiasi cosa, basta che comunque sia in ricordo di questo episodio. Così avrebbero voluto anche loro sicuramente. Avrebbero voluto, se fosse successo a qualcun altro, loro avrebbero fatto di tutto come hanno fatto per loro fratello, che si sono riuniti, hanno lanciato i palloncini, l'hanno sempre ricordato, hanno sempre tenuto il posto di Admir, il fratello di Altin, l'hanno sempre tenuto con la foto, con i palloncini, con le luci ogni giorno e loro avrebbero voluto, credo, anche per loro così. E pensate di fare lo stesso anche per i vostri 3 amici, Egli, Giulia? Sì. Sì, assolutamente, però si vedrà adesso piano piano con tutti insieme perché tante persone davvero li conoscono e li vogliono bene. Grazie Angela. Grazie a voi. E allora, così come ci ricordava Angela, bisogna fare qualcosa per intervenire contro questa mattanza di tanti ragazzi. Sentiamo anche come Romina Ceccato, la madre di Riccardo Laugeni, una delle 4 vittime dell'incidente della Jesolana nel luglio 2019, lancia un appello in tal senso e così anche l'appello del mondo della politica. E poi linea a voi. Quello che ho visto io stamattina, che ho rivissuto e che mi è sembrato di morire per la seconda volta, penso che anche un'altra persona umana un po' sia stata toccata. Penso che tutti siano stati toccati. Rivive il dolore che ha provato anche lei per le famiglie coinvolte nel tragico incidente di Portogruaro. Romina Ceccato, madre di Riccardo Laugeni, una delle 4 vittime dell'incidente sulla Jesolana nel luglio del 2019. La vita di suo figlio fu spezzata da un pirata della strada, quella dei 3 ragazzi di Portogruaro invece da una fuoriuscita autonoma, ma il dolore resta per le ennesime giovani vite interrotte troppo presto a causa di incidenti. L'appello di Romina Ceccato alle istituzioni. Per favore, ma lo chiedo veramente anche al ministro Salvini, ma lo chiedo principalmente al Presidente del Consiglio, che è una mamma. Facciamo di tutto, facciamo quello che è possibile, coinvolgendo anche istituzioni, scuola, associazioni, governo. Capiamo cosa sta passando per la mente di questi nostri ragazzi. Un impegno quello che Ceccato chiede anche a nome dell'associazione Alba Luci sulla buona strada, la necessità di intervenire partendo dall'ascolto e dalla comunicazione con i ragazzi stessi. Intanto il ministro dei trasporti Matteo Salvini sui social mostra l'immagine del recupero della vettura di 3 ragazzi e si appella. Io spero da Ministro dei Trasporti e da papà che il Parlamento faccia in fretta ad approvare il nuovo codice della strada, la nuova legge sulla sicurezza stradale che prevede più educazione, controlli, prevenzioni e sanzioni, perché 3.200 morti ogni anno sono una strage a cui voglio porre fine. Cordoglio anche dal sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro. Una tragedia come sindaco, prima di tutto, dice, come padre, la mia vicinanza e il mio cordoglio. A stringersi attorno alle famiglie anche il segretario regionale del PD, Andrea Martella. Non ci sono parole per rappresentare un dolore collettivo così forte. Tante, troppe le vittime. La sicurezza stradale deve essere una priorità. Si unisce al cordoglio delle alte cariche anche il presidente del Veneto Luca Zaia. Il Veneto, scrive, piange altre giovani vittime della strada, una tragedia senza fine che lascia il cuore infranto e richiama le coscienze. Dobbiamo continuare con tutte le istituzioni a cercare forme di prevenzione più efficaci affinché, così facendo, riusciremo ad evitare anche solo un'altra di queste tragedie. Questa dunque è la strage dell'Immacolata raccontata con i nostri servizi e con il collegamento di Anna Maria Parisi, che è riuscita a parlare con un'amica di questi 3 giovani, una testimonianza davvero toccante. E vi dicevo in apertura di questa prima edizione che sono giorni difficili, è un ponte difficile sul fronte degli incidenti stradali. Un'automobile ha preso fuoco dopo essersi ribaltata in
in tangenziale a Mestre. È successo la notte scorsa attorno alle 3 nei pressi dello svincolo Castellana. I 3 passeggeri a bordo sono riusciti a uscire dall'abitacolo prima che le fiamme distruggessero il veicolo. Tutti e 3 feriti sono stati soccorsi dal SUEM 118. Le condizioni di uno in particolare desterebbero maggiori preoccupazioni. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale si sono occupati di effettuare i rilievi, mentre i vigili del fuoco hanno domato le fiamme. Pare che nella carambola l'automobile abbia urtato un altro veicolo senza però conseguenze. Queste le immagini dalla tangenziale di Mestre. E ieri mattina c'è stato un altro incidente stradale mortale nel comune di Vodo di Cadore lungo la strada statale dell'Alemagna, uno scontro frontale tra un'auto e un camper. Il bilancio di una donna deceduta e altri 4 feriti, tra cui 2 bambini. La vittima, la vedete, è Imelda Pordon, 71 anni, di San Vito di Cadore, per anni titolare dell'hotel di famiglia Nevada. La donna era nella Mini guidata dal nipote di 34 anni, ricoverato tuttora in rianimazione a Belluno, dove però sarebbe fuori pericolo di vita. Meno gravi le condizioni della famiglia originaria di Zero Branco, che viaggiava nel camper, mamma, papà e 2 bimbi di 10 e 12 anni. Stando a una prima ricostruzione, la vettura che viaggiava in direzione Cortina, per cause ancora da accertare all'altezza di una curva, si sarebbe scontrata contro il camper, finendo sotto il mezzo. La strada è rimasta chiusa al traffico in una giornata già caotica per il ponte dell'Immacolata. E c'è stato un rocambolesco incidente nel tardo pomeriggio di ieri a Borso del Grappa, siamo nella fascia pedemontana. Una Peugeot 3008 con a bordo 4 cittadini di origine ucraina, 3 residenti in provincia di Vicenza e uno a Borso, stavano percorrendo via Piave quando, alla vista di una pattuglia di carabinieri che si stava predisponendo poco distante per effettuare dei controlli, hanno accelerato per paura di essere fermati. A causa dell'alta velocità, anziché svoltare all'incrocio con via Molinetto, l'auto ha proseguito la sua corsa sfondando il muretto che delimita la strada provinciale 26, ribaltandosi. L'impatto con il terreno è stato così forte che la vettura ha perso il motore e che si è completamente staccata dal cofano della vettura. Un impatto potentissimo. Da accertare l'esatta dinamica dell'incidente, si sta valutando anche il tasso alcolemico del conducente e degli altri passeggeri. Questo quindi il quadro, un vero e proprio bollettino di guerra, non c'è che dire. E di sicurezza stradale continuiamo a parlare con il nostro Lucio Zanato, lo vedo a Castelfranco con Stefano Marcon, presidente della provincia di Treviso, e l'assessore regionale ai trasporti Elisa De Berti. A te la linea, Lucio. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Sì, siamo qui per parlare di sicurezza stradale. Perché? Perché qui a Castelfranco è stata inaugurata da pochi minuti una nuova rotatoria intorno alla tangenziale, la rotatoria di Belle Venezia. Un intervento da 1.750.000 euro, uno dei tanti interventi che sta promuovendo non solo il Comune e la provincia di Treviso, ma soprattutto la Regione del Veneto. Siamo con il vicepresidente della Regione, nonché responsabile del settore appunto della viabilità, Elisa De Berti. Vicepresidente, oltre 650 cantieri per garantire sempre di più sicurezza stradale per i nostri cittadini. Sì, diciamo che con le risorse messe a disposizione delle infrastrutture noi abbiamo fatto una scelta netta, ossia quella di intervenire sulle infrastrutture esistenti e sul patrimonio viario esistente della Regione Veneto, non solo di competenza della Regione ma anche provinciale, comunale ma anche statale, e di puntare sulla messa in sicurezza delle infrastrutture. Negli ultimi 5-6 anni sono stati praticamente aperti oltre 650 cantieri, ormai ho perso il conto e diventa difficile veramente avere il numero preciso, però parliamo di oltre 220 milioni di euro che sono stati investiti, cofinanziati tra Regione, Comuni, Province, ANAS, ma anche a volte i privati. Ecco, dalla sua esperienza, una rotatoria, qual è un'infrastruttura che aiuta maggiormente la sicurezza stradale, magari moderando la velocità, perché quello che sta emergendo molte volte è la distrazione sicuramente, magari il tasso alcolico, il colpo di sonno, ma molte volte anche l'eccesso di velocità. Sì, l'eccesso di velocità
il cellulare, insomma ogni forma di distrazione è un pericolo. Guardate, io bene o male ho il termometro di quelle che sono le richieste che arrivano dal territorio sulla legge sulla sicurezza stradale, che è la legge 39 del 91. Le maggiori richieste arrivano per rotonde, quindi messa in sicurezza degli incroci e realizzazione di piste ciclabili e marciapiedi anche per la messa in sicurezza della mobilità lenta, e sicuramente sono gli interventi che vanno per la maggiore. Qui c'era un incrocio, c'era un semaforo, sicuramente la rotonda oggi aiuterà per moderare anche la velocità, ma per mettere in sicurezza tutti. Teniamo presente che la messa in sicurezza dell'infrastruttura non è sufficiente a garantire la sicurezza stradale se non è seguita da un comportamento corretto, ovviamente da parte degli autisti. Ecco, Presidente Marcon, nonché Sindaco di Castelfranco, voi qui avete fatto un intervento, vi siete accolati quasi metà della spesa come comune di Castelfranco, 800.000 euro non sono pochi per un'amministrazione comunale, però avete voluto prestare attenzione anche al ciclo pedonale. Qui ad esempio qua sotto passa un sottopasso dedicato ai ciclisti e ai pedoni, avete pensato proprio di metterli in sicurezza? Sì, è una scelta che abbiamo fatto perché normalmente la risoluzione di questi incroci a raso presuppone i passaggi ciclopedonali a raso appunto. Noi no, abbiamo voluto fare una scelta diversa sia in questa rotatoria che in quella che abbiamo fatto l'anno scorso al McDonald's, cioè dando la possibilità ai ciclisti e ai pedoni di poter attraversare l'incrocio senza insistere nella banchina della regionale. Questo consente, ripeto, ai ragazzi anche di Bella Venezia che vanno a scuola piuttosto che ai cittadini che vogliono venire in centro di poterlo fare in sicurezza laddove usassero la bici piuttosto che venire a piedi. È una scelta. Ecco, va ricordato che in questo incrocio passano ogni giorno, è stato calcolato, 11.000 veicoli verso Vicenza e 11.000 veicoli verso Treviso, quindi vi rendete conto del traffico che sopporta questa arteria che è la tangenziale di Castelfranco. Tra l'altro tangenziale dove il comune è già venuto a tirare la giacca alla regione perché c'è bisogno di mettere a posto un altro punto. Sì, allora queste sono strade regionali, però devo dare merito al comune di Castelfranco che non ha mai scaricato sulla regione solo la competenza dell'intervento, ma si è sempre fatto parte attiva e in maniera sinergica abbiamo dato delle risposte al territorio. Adesso ne manca un'altra, continueremo sempre con questa modalità, però contiamo di eliminare sulla regionale l'ultimo incrocio che deve essere messo in sicurezza. Sì, perché va ricordato c'è l'incrocio, quello che viene chiamato l'incrocio da Barbesia, intanto per intenderci. Ultima nota, poi se hai delle domande, questa è una rotatoria dove c'è anche un bacino di laminazione ed è sulla destra, avete pensato anche all'acqua? Sì. Per certi aspetti si è obbligati, no, con l'invarianza idraulica a tenerlo in considerazione, però abbiamo fatto le cose fatte per bene perché vedete questo qui alla sinistra in direzione est-ovest, ma ce n'è un altro anche a destra, in modo tale che laddove si verificassero copiose precipitazioni, bombe d'acqua come siamo soliti a chiamarle ormai, ci sia la possibilità di raccogliere le acque e non si creino problemi di allagamenti o cose del genere. Ecco, l'ultimo, l'appello ai nostri cittadini per una maggiore consapevolezza davanti al volante. Ma un appello a loro, ma lo facciamo anche a noi stessi, perché ovviamente non c'è nessuno che può dire di essere perfetto quando è alla guida, semplicemente non ragioniamo e pensiamo dicendo a me non può capitare a chiunque, quindi quando si è in macchina occhi sulla strada e attenzione al massimo. Lei è presidente di una provincia che è stata tra le prime a mettere le auto accartocciate fuori dalle discoteche. Ad onor del vero l'ha fatto il mio predecessore, oggi governatore del Veneto, però sì, su quel tema lì abbiamo ripreso il filone anche con la formazione dei ragazzi delle scuole superiori, e cioè i neopatentati e i patentandi, ma non solo, perché con il tavolo che abbiamo istituito in provincia, il tavolo della sicurezza che coinvolge tantissimi attori che vogliono dare un contributo sulla risoluzione del problema di mortalità da incidenti stradali, ricordo ad esempio che con l'associazione delle scuole guida si andrà a fare della formazione agli over 65, perché dal tempo in cui loro hanno conseguito la patente ad oggi alcune normative di codice della strada sono cambiate e vi è bisogno anche di fare un po' di formazione rispetto a chi la patente ce l'ha da tanti anni.
Ecco, questo quindi un appello a tutti, se hai domande ti restituisco la linea. Io ti ringrazio davvero Lucio, ringrazio te e Stefano Marcona, Presidente della Provincia di Treviso, Elisa De Berti, Assessore regionale ai trasporti della Regione del Veneto. Oggi in particolare, vista la cronaca, visto quello che è successo, la loro voce è particolarmente importante. Abbiamo altri collegamenti con il territorio, 2 collegamenti aperti con Treviso e Villanova di Campo San Piero. Prima però un po' di cronaca e andiamo nel Padovano. A 2 Carrare c'è stato un accoltellamento. È stato arrestato dai carabinieri un cittadino del Bangladesh di 27 anni, sottoposto a fermo con l'accusa di tentato omicidio dopo una notte di indagini. Tutto nasce nella tarda serata di ieri a 2 Carrare. Qui in strada tra 2 connazionali scoppia una lite per motivi che al momento non sono noti. Spunta un coltello con il quale il 27enne colpisce lo straniero 32enne. Colleghi di lavoro, tra i 2 pare che da tempo non corresse buon sangue. Sono i carabinieri a intervenire a ricostruire quanto accaduto, arrivando al fermo del 27enne. Sia il 27enne che il 32enne ferito in modo grave sono regolari in Italia. Vi dicevo dei nostri collegamenti aperti, vedo pronta la nostra ID Caliman con Simone Merlo da Treviso, con Monica Michelina, la conoscete tutti, la mamma di Mattia Battistetti. Questa mattina un sit-in, un altro sit-in per ricordare Mattia e non solo, la strage continua sui luoghi di lavoro. E così Edi, buongiorno. Buongiorno Cristian, buongiorno ai telespettatori, hai detto bene, non solo un presidio per ricordare Mattia ma per tutte le vittime sul lavoro e anche per dire basta. Monica, cosa state chiedendo qui oggi? Allora, noi siamo qui oggi a Porta San Tommaso assieme ad alcuni esponenti della nostra associazione, un'associazione che abbiamo fondato per Mattia ma anche per tutte le vittime sul lavoro. Cerchiamo di dire insieme basta, non è possibile che ogni giorno 3-4 persone partano dal luogo, dalla loro casa e muoiano sul posto di lavoro. La nostra associazione sta raccogliendo anche le firme per l'introduzione del reato di omicidio sul lavoro e questa è una cosa alla quale crediamo. È giusto che chi ci governa faccia qualcosa, faccia rumore. Basta, non dobbiamo veramente fare qualcosa, non possiamo andare avanti con questi omicidi quotidiani. Oggi il presidio qui a Porta San Tommaso in vista anche di lunedì. Cosa succede lunedì? Allora, lunedì abbiamo veramente un'udienza molto importante, siamo arrivati alla 6ª udienza, è la prima, quella di lunedì 11 dell'inizio degli interrogatori dei vari testimoni. Inizieremo con l'interrogatorio da parte di 13 testimoni del pubblico ministero, quindi è un'udienza molto importante per noi. Oggi qui siamo a chiedere anche la presenza popolare perché tutto quello che abbiamo portato avanti e la forza che continuiamo ad avere dopo 2 anni e mezzo dalla morte di Mattia ce la danno le persone che ci stanno sostenendo, che ci stanno aiutando, che sono sempre al nostro fianco. Per questo motivo noi lunedì abbiamo già organizzato 2 sit-in, uno alle 9 e uno alle 13:30 davanti al Tribunale. Sarà un'udienza che si protrarrà per tutta la giornata e ci sarà la possibilità di entrare in aula. Quindi rifaccio l'appello, chiunque abbia voglia si trovi nella zona del Tribunale di Treviso, lo aspettiamo e abbiamo bisogno della presenza cittadina. Ecco. Monica, prima stavamo parlando fuori microfono, ci raccontavi di alcune foto che pochi giorni fa ti sono arrivate alle mani, foto dolorose ma che servono per continuare la battaglia e non perdere mai la speranza e continuare la lotta. Sì, in fatalità ho trovato, rimescolando i vari documenti, ho trovato delle foto di quel maledetto 29 aprile di Mattia esanime. Sono foto che vi assicuro sono state una coltellata nel cuore e questo coltello me lo porterò
finché vivo, però mi danno anche queste la forza per dire giustizia per Mattia. L'ho urlato il giorno del suo funerale e continuo ad urlarlo. Finché abbiamo fiato e finché avremo vita daremo giustizia a Mattia, perché chi ha sbagliato deve pagare, deve essere punito. Io ho fiducia nella giustizia e spero di non venire delusa. Cristian, queste le istanze e le richieste della famiglia di Mattia e di tutta l'associazione. Se hai domande? Ti ringrazio davvero, saluta da parte mia mamma Monica, vedo anche il papà e insomma seguiremo lunedì anche il processo Battistetti, questo ennesimo capitolo giudiziario. Grazie davvero Edi con Simone Merlo. Da Treviso a Villanova di Campo San Piero per parlare di furti, è una comunità, un territorio, quello di Villanova, bersagliato dai ladri in questi giorni. Più volte la nostra Chiara Gaiani ve lo ha raccontato, ma oggi Chiara è ritornata a Villanova per fare il punto della situazione, perché mi pare di capire i furti non cessano. Chiara, buongiorno a te, Federico Cibotto. Buongiorno Cristian, sì, purtroppo i furti non cessano. Siamo con il sindaco di Villanova di Campo San Piero, Sara Gaiani, che ringraziamo e che purtroppo poco fa ci ha raccontato che ci sono stati tutta una serie di tentativi di furto non andati a segno anche nella serata di ieri. Sindaco, è così? Sì, buongiorno a tutti, grazie. Sì, purtroppo anche ieri sera, sebbene le forze dell'ordine e noi stessi fossimo su strada, questi tentativi si sono perpetrati. E quindi diciamo che l'attività proseguirà ancora anche nelle prossime serate, perché speriamo che questo assedio finisca presto. Ecco, il sindaco ha parlato di un assedio e pensate che l'ondata è iniziata il 19 novembre, da quel momento non si è più interrotta. Martedì scorso intorno alle 17:30 forse l'episodio più preoccupante, perché un cittadino che si era lanciato in strada nel tentativo di dissuaderli semplicemente urlando al ladro è stato picchiato anche da un ladro con delle bastonate sulla schiena. Un episodio davvero molto preoccupante. Lei ha sentito il signor Barutta, sindaco? Sì, ho parlato con lui l'altro giorno, fortunatamente non è successo nulla di grave, nel senso che fortunatamente appunto sta bene, tuttavia la paura si è accentuata ancora di più, ma motivatamente, perché le persone in questo momento hanno paura per la sicurezza della propria casa e anche per la sicurezza fisica, per la propria incolumità. Ecco, diceva prima il sindaco che questa notte era in strada con l'auto della protezione civile, c'erano anche gli agenti della polizia del locale del Campo San Pierese, c'erano i carabinieri, il territorio è controllato. Questo lei ci tiene a dirlo ai cittadini, c'è un costante collegamento anche con il comando provinciale dei carabinieri. Sì, ci tengo a ringraziare il comandante Cucuglielli e il comandante Rampin della locale stazione proprio per i continui scambi che abbiamo avuto in questi giorni. Ci tengo altresì anche a precisare ai nostri cittadini che l'attività che noi vediamo di deterrenza su strada è importante ed è presente proprio per questo contatto che abbiamo, ma ricordiamoci anche che la loro attività non è solo quella che vediamo, ma anche quella dietro le quinte di tipo investigativo, mi viene da dire, no? Quindi ci tengo a precisare di dare fiducia alle forze dell'ordine e lasciargli svolgere il proprio lavoro in sicurezza. Ecco, questo periodo di Natale purtroppo, insomma, per chi fa come me cronaca da qualche anno sa che è un periodo in cui i furti aumentano. Sindaco, lei ci teneva a lanciare un appello nelle varie chat che ci sono ormai in tutti i comuni, c'è questo tam tam che si rimbalza, occhio in azione, bene questo, ma l'importante è chiamare il 112 e poi la preoccupazione va ai cittadini più anziani. Assolutamente sì, ringrazio a questo punto anche gli amministratori delle chat dei gruppi che ci sono a Villanova con i quali ci siamo sentiti, però ricordo, mi raccomando, qualsiasi tipo di attività sospetta che venga segnalata al 112, perché è importante che le forze dell'ordine siano a conoscenza di quello che poi accade al territorio, perché mi comunicano spesso che queste segnalazioni magari avvengono il giorno successivo, quando purtroppo magari è anche già troppo tardi. Quindi 112 e poi rivolgiamoci alle chat, perché anche far sapere ai vicini quello che sta accadendo è importante per farli mettere all'occhio.
E quindi soprattutto i più anziani non esitate a chiamare, a fare il numero, a comporlo perché qualcuno arriva. Ecco, allora purtroppo ci diceva anche questo poc'anzi il sindaco, che i colpi si stanno allargando un po' a macchia di leopardo in questa zona anche in comuni vicini. Speriamo di rincontrarla per raccontarci che queste bande sono state prese. Io direi che da qui è veramente tutto, allora ringrazio il sindaco di Villanova di Camposampiero Chiara Gaiani e il collega Federico Cibotto per la collaborazione tecnica. Linea a voi. Grazie Chiara, grazie a te Federico e alla sindaca Gaiani. Noi proseguiamo con la cronaca, rimaniamo nel Padovano per il fatto dei fatti, il caso Cecchettin. Non si fermano infatti le indagini della Procura della Repubblica di Venezia, tra i prossimi a essere interrogati anche lo psicologo che da qualche settimana aveva preso in carico Filippo Turetta. Si era rivolto al servizio psicologico dell'ULSS 6 di Padova Filippo Turetta, pare su consiglio della stessa Giulia. Dopo un primo colloquio il professionista aveva fissato una serie di sedute, l'ultima delle quali si sarebbe dovuta svolgere il 17 novembre. Sarà sentito anche il professionista dai carabinieri che stanno svolgendo le indagini sull'uccisione della studentessa su incarico della Procura di Venezia. Un tassello fondamentale per capire se contestare o meno a Filippo Turetta del 25 novembre nel carcere di Montorio a Verona la premeditazione dell'omicidio dell'ex fidanzata. Un attaccamento ossessivo, quello sviluppato dal giovane nei confronti di Giulia Cecchettin, come testimoniano i messaggi proposti in settimana dalla trasmissione Chi l'ha visto. Questo, ad esempio, scritto ad Elena, sorella di Giulia. Ciao, scusa, puoi far accendere il telefono alla Giulia e farglielo lasciare acceso? No. Perché? No, non è giusto. Non può non cagarmi per tutte ste ore. Mi aveva promesso ieri che mi scriveva durante la giornata. O questo audio in cui Filippo Turetta parla con un amico della festa di laurea della giovane donna. Ho raccolto tutti i dettagli che avevamo scritto per la caricatura, no, sulla chat, eccetera, e ci stavano tutti. Però c'erano tipo proprio un paio di cose, una o due che, non saprei come dire, ma ad esempio le tisane. Alla Giulia non piacciono le tisane, anzi. L'esame dell'auto e dello smartphone ritrovato all'interno, forse quello di Giulia, saranno fondamentali per ricostruire quanto avvenuto la sera dell'11 novembre. Vi mostro un po' di rassegna stampa online proprio su questo caso, fiori, biglietti e peluche sulla tomba, pellegrinaggio a Saonara per Giulia Cecchettin. Ovviamente questa è stata la settimana dei funerali e ancora Turetta, la Fiat Punto e le tracce di sangue, la verità sulla dinamica del delitto Cecchettin. Il papà di Giulia, Gino, ospite di Fazio, sarà ospite di Fazio. A che tempo che fa? Insomma, questa la vicenda Cecchettin. Rimaniamo nel Padovano per un altro fatto di sangue che aveva fatto discutere, indignare, preoccupare: l'omicidio di Mattia Caruso. Dovrà restare in carcere Valentina Boscaro, la fidanzata condannata a 24 anni per aver ucciso il compagno. Respinta infatti la richiesta di arresti domiciliari presentata dai suoi legali. Richiesta respinta, Valentina Boscaro non potrà godere degli arresti domiciliari, dovrà restare nel carcere di Montorio a Verona. A deciderlo il Tribunale del Riesame, cui si erano rivolti gli avvocati della donna di 32 anni, condannata a ottobre per l'omicidio del compagno Mattia Caruso. Era il 25 settembre dello scorso anno, quando ad Abano la donna aveva afferrato il coltello custodito dal fidanzato nel vano dell'auto per poi pugnalarlo in pieno petto. Il trentenne, nonostante i soccorsi allertati da un automobilista, era morto in poco tempo. Da quella terribile sera la donna, mamma di una bambina che a breve compirà 6 anni, aveva tentato di depistare gli investigatori con una serie di bugie fino alla confessione. Secondo i giudici della Corte d'Assise, che hanno respinto la richiesta di arresti domiciliari, esisterebbe ancora il rischio di fuga e il pericolo di reiterazione del reato. Inoltre non sussiste più la motivazione legata alla presenza della figlia, perché alla donna è stata sospesa la potestà genitoriale. Sulla decisione dei giudici, i legali che assistono Valentina Boscaro e che hanno tentato durante il processo di mettere in luce il carattere violento della vittima hanno già annunciato la decisione di presentare ricorso in Cassazione. Andiamo nel Vicentino, dove si sono vissuti attimi di apprensione per un allarme antiterrorismo. Lungare
Allarme terrorismo alla base americana Pluto. Una mongolfiera aveva sorvolato a bassa quota l'area militare facendo scattare il piano di emergenza. Verso le 11:30 gli agenti della Polizia di Stato con gli equipaggi delle volanti della Digos e della squadra mobile erano intervenuti seguendo il protocollo d'allerta su segnalazione degli addetti alla vigilanza della base USA. I poliziotti hanno immediatamente circondato l'equipaggio del pallone aerostatico composto da 7 persone che aveva atterrato nel frattempo a poca distanza dalla base. Passati i primi minuti di apprensione si è subito compreso l'equivoco. A bordo del cesto non c'erano terroristi ma turisti austriaci costretti ad una manovra d'emergenza. Stupiti del clamore suscitato hanno raccontato di essere partiti da Innsbruck un'ora prima per un giro turistico, ma di essere poi rimasti senza gas e senza vento proprio in corrispondenza dei colli iberici e di essere stati costretti ad atterrare nella zona non sapendo si trattasse di una base statunitense. Chiarito l'equivoco, sono poi ripartiti per l'Austria. Sempre con Daniele Garbin rimaniamo nel Vicentino a Vicenza, vandalizzazione nella notte alla scuola Riello. Quartiere Araceli, intervento nel cuore della notte degli agenti della questura alla scuola Riello. Numerose segnalazioni di residenti avevano avvertito la centrale operativa della presenza di rumori e persone sospetti nell'edificio scolastico. In effetti, all'arrivo dei poliziotti verso l'1:30 la porta d'ingresso della palestra era spalancata e danneggiata. All'interno nessuna persona, ma evidenti i segni di un raid vandalico. Vestiti, mobili gettati a terra, le decorazioni natalizie strappate assieme ad alcuni cartelloni scolastici. Dopo poco gli agenti hanno rintracciato 3 giovani, un 19enne e 2 minorenni che sono stati accompagnati in questura. I 3 non hanno fornito giustificazioni in merito alla loro presenza in zona, ma a loro carico gravavano numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. Sono tuttora in corso ulteriori indagini per accertare le responsabilità dell'atto vandalico attraverso le immagini degli impianti di videosorveglianza e le testimonianze dei residenti. Solleviamo per un attimo lo sguardo per la cronaca nazionale, i fatti del giorno, così l'ANSA.it che punta sull'incendio all'ospedale di Tivoli, 3 sono stati morti, trasferiti i pazienti, il rogo è partito forse da alcuni rifiuti e poi c'è il monito del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: combattere la piaga della corruzione è dovere delle istituzioni, dice Mattarella. Il Mattino di Padova punta sulla notizia che vi abbiamo dato poco fa: coltellato in strada a 2 Carrare, un uomo fermato per tentato omicidio. Anche di questo si stanno occupando le cronache nazionali. Allora facciamo così, ci riallineiamo con i nostri colleghi sul territorio. Abbiamo ancora diversi fatti di cronaca da raccontarvi. Ci sta raggiungendo in studio Diego Silvestri, che è promotore della legge regionale sul fine vita. Come sapete è uno dei temi politici del momento in Veneto, e ci raggiungerà anche il professor Fabrizio Pregliasco, virologo dell'Università di Milano, lo conoscete tutti, per fare il punto di questo aumento del Covid, ma per parlare anche delle polmoniti che si stanno registrando. A fra poco. Di nuovo in diretta per continuare il racconto di questo sabato a Nord-Est. Se ci avete seguito fin dall'inizio avete visto che abbiamo dedicato un ampio spazio e non potevamo fare altrimenti all'incidente che si è registrato ieri mattina a Portogruaro con quei 3 giovanissimi, ventenni morti. Ci siamo collegati con Anna Maria Parisi, che ha sentito anche degli amici che sono sul posto. Una dinamica tragica, l'alta velocità sotto accusa. Un fine settimana, un ponte dell'Immacolata difficile per la viabilità e contrassegnato anche da tanti altri incidenti. Questa mattina per esempio in tangenziale a Mestre fortunatamente i 3 feriti sono fuori pericolo. Anche qui parliamo di un'uscita di strada probabilmente provocata dall'alta velocità. Insomma, un quadro
sempre drammatico, ma avete sentito anche le parole dell'assessore regionale Elisa De Berti in diretta con Lucio Zanato da Castelfranco, che di fatto ha rassicurato sull'impegno della regione per quanto riguarda i cantieri stradali. Sono 650 quelli attivi in tutto il Veneto. E a proposito di regione, vi do alcuni passaggi dell'intervista rilasciata alla Stampa e pubblicata questa mattina di Luca Zaia, che dice: non sto pensando all'Europa, se è quello che intende, dice rivolto al giornalista, e nemmeno al mio futuro. Quando si amministra bisogna rimanere concentrati su ciò che si fa e lasciare fuori il resto dei pensieri. Non ci si può far condizionare dalle proprie ambizioni. Così dunque Luca Zaia, il quotidiano torinese La Stampa. Dice di fatto Zaia: non mi candiderò in Europa. Sapete che questa è una delle voci più ricorrenti. Sebbene io non sia un esperto di geopolitica e dinamiche politiche europee, aggiunge, penso che un giorno realizzeremo gli Stati Uniti d'Europa. Quella che vediamo è ancora in mano ai tecnocrati, non si parla nemmeno la stessa lingua. Ha lasciato solo all'Italia con l'esodo biblico delle migrazioni. Nessuno ha la bacchetta magica, ma l'Europa che vogliamo non può essere concepita così. Un'Europa antifascista, gli viene chiesto. Fascismo e nazismo non sono nemmeno considerati in un contesto democratico come il nostro. Sono temi che non dovrebbero esistere per nessuno, quindi lapidario Zaia. Parlando di Giulia Cecchettin, noi possiamo fare due cose: scovare gli ultimi trogloditi e fare un lavoro di comunità. L'omicidio di Giulia è stato come un Big Bang delle coscienze e questa presa di coscienza deve aiutarci a identificare gli alert che finora non abbiamo colto. Queste le parole di Zaia, che faranno parecchio discutere e che arrivano di fatto nelle stesse ore in cui il leader della Lega Matteo Salvini, lo potete vedere anche dal Gazzettino del Nord-Est, nelle ore in cui Salvini di fatto spiazza tutti dicendo: candideremo gli uscenti il prossimo anno. Prossimo anno non ci sarà ancora il Veneto, va detto. Il centrodestra unito deve sostenere gli attuali governatori. Questa è la mossa di Salvini. Sapete che la politica ormai guarda all'appuntamento delle comunitarie nella primavera del 2024. Questa una delle premesse che ci portano a parlare di fine vita. Come sapete, lo stesso governatore del Veneto Zaia su questo si è particolarmente esposto negli scorsi mesi, nelle scorse settimane. Luca Zaia, che è anche amico, un caro amico di Stefano Geller, che più volte abbiamo avuto in collegamento, e il tema di fatto in Veneto soprattutto è sdoganato da un punto di vista legislativo normativo. A Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale del Veneto, c'è un disegno di legge su proposta popolare che ha raccolto diverse migliaia di firme, che adesso sta interrogando la politica regionale, e non mancano ovviamente le polemiche. Qui con me è Diego Silvestri, che è il promotore di questo disegno di legge. Buongiorno Silvestri. Buongiorno a tutti. Sì, ecco. Sono il promotore, sono il presentatore ufficiale della proposta di legge regionale. Grazie per questo spazio, noi siamo molto contenti di poterne parlare, e anche grazie per questa forma che mi permette di dire delle cose in maniera semplice, in maniera che arrivino alle persone. Ecco, diciamo che oggi ho voluto averla qui in studio per un'operazione chiarezza, quindi non è un dibattito politico, non entriamo nel campo delle opinioni, ma facciamo chiarezza su quello che il disegno di legge dice. Grazie e quindi mille. a lei la parola. Sì, grazie mille, perché la notizia è proprio questa. La notizia è che le firme sono arrivate in regione, che la volontà delle persone, i cittadini veneti e cittadine venete, sono entrate in regione. Tutto quello che è successo attorno a questo sono delle notiziole, mi viene da dire, perché c'è stata polemica, c'è stata anche maleducazione, ci sono stati scontri che non aiutano a capire bene, entrare nel merito della questione. Allora, la notizia è che la maggior parte dei cittadini veneti sono d'accordo in un aiuto a morire, anche attivo.
l'osservatorio Nord-Est ha raccolto i dati, no? L'osservatorio di Ilvo Diamanti ha raccolto i dati recentemente e ci sono percentuali altissime, l'82% dei veneti è d'accordo in un aiuto a morire da parte del medico se il paziente inguaribile e sofferente ne fa richiesta, e questo è in linea con quello che ha detto il Censis, no? L'ultimo sondaggio. Ecco, quindi questo sta succedendo, cioè noi chiediamo che in maniera popolare, e questo ci inorgoglisce molto, non c'è nessun partito dietro, chiediamo che venga presa sul serio la volontà delle persone, dei morenti, ma che prima di essere morenti sono malati, che prima di essere malati sono cittadini, e che entri con una certa forza, con una certa pretesa quello che è il diritto ad autodeterminarsi, cioè a scegliere. Che cosa intendiamo per suicidio medicalmente assistito? Esatto, allora, la nostra proposta si riferisce all'applicazione di quello che c'è scritto in una sentenza, la sentenza 242. In quella sentenza si crea una scriminante, si dice, cioè nasce un fatto nuovo che non è più punibile, cioè l'aiuto da parte di una persona, in questo caso Cappato, ad un'altra persona, in questo caso il DJ Fabo, che è andato in Svizzera, ad essere aiutato. I giudici della Corte Costituzionale hanno ritenuto che in questo caso non si debba parlare di fatto illecito, ma hanno reso possibile questo. Noi ci riferiamo a questa sentenza, lo dico in maniera molto, molto schematica, ma per farmi capire, applicare quello che i giudici hanno ritenuto lecito e hanno aggiunto anche delle condizioni in maniera tale che questa azione sia non solo lecita ma anche salvaguardata, garantita, no? Noi stiamo chiedendo, anzi i cittadini veneti stanno chiedendo alla Regione di mettere come procedura sicura, certa nei suoi passaggi, nei suoi tempi, quello che è lecito, perché se la Regione Veneto voterà no a questa proposta, ci saranno ancora persone come Geller, come la persona trevigiana che abbiamo chiamato Gloria, che chiederanno se hanno i requisiti e le USL risponderanno anche se non ci sarà una procedura regionale, risponderanno come hanno già fatto e daranno anche il farmaco e l'assistenza sanitaria per questa prestazione, perché è lecita. Quindi questo mi permette di dire che la cosa che noi chiediamo è abbastanza semplice, perché è la procedura di qualcosa che è già lecito. Il ragionamento che è avvenuta, come nel caso di Gloria, della trevigiana Gloria. È avvenuta nella trevigiana Gloria. Presso la sua abitazione. Presso la sua Anche abitazione. L'USL ha fornito il farmaco. Allora, il ragionamento che i giudici hanno fatto è molto semplice. Esiste, grazie alla legge 219, che è la legge sul consenso informato, sulle disposizioni anticipate di trattamento, sulla pianificazione condivisa delle cure, esiste il diritto di interrompere i trattamenti, cioè un malato in corso di trattamenti sanitari, medicine, interventi chirurgici, chemioterapie e quant'altro, può interrompere, no, i trattamenti senza nessuna scusante, senza nessuna giustificazione, lo può fare. Ovviamente stiamo parlando di persone capaci, responsabili, non minori, non interdetti, via così, perché è stato sollevato anche questo. Parliamo di persone capaci di agire. Ebbene, queste persone possono, per una legge dello Stato italiano, interrompere i trattamenti. Lo possono fare anche se questa interruzione di trattamenti comporta un rischio per la vita, cioè comporta la mia morte. La legge dice, e quindi questo è possibile, la legge dice che una persona entro questa interruzione di trattamenti può chiedere di morire, perché è quello che vuole, quello che chiede, dice non vado oltre, no? Quindi interrompete il respiratore, interrompete il pacemaker, interrompete qualsiasi trattamento, voglio morire, non vado oltre. A queste condizioni una persona può chiedere di morire con la sedazione palliativa profonda, che è una cosa consentita, lecita e anche molto usata all'interno della medicina palliativa, cioè per non soffrire, per non angosciare la persona, per non farle sentire l'ultimo respiro, la persona viene addormentata. I giudici della Corte Costituzionale hanno
detto, se una persona ha il diritto di interrompere i trattamenti, se una persona può accedere a questo tipo di morte, perché non impedire a questa persona di accedere a una morte diversa, che è la morte istantanea attraverso l'autosomministrazione di un farmaco letale? E quindi ha creato questa nuova possibile pratica, e cioè che noi chiamiamo, che la Corte ha chiamato, anzi, suicidio medicalmente assistito. Ed è qui che vi siete inseriti con questo disegno di legge regionale. Sì, è per dire, il nostro disegno di legge non è una legge sul fine vita, non è una legge sul suicidio medicalmente assistito, dice solamente rendiamo procedura sanitaria questo che è lecito da parte della sentenza della Corte Costituzionale. Procedura vuol dire che il paziente deve sapere a chi chiedo, a chi faccio domanda? No? Posso chiedere queste cose? Ho le condizioni per farlo? Sono in grado di farlo? Quanto tempo ci metto? Quanto mi diranno? Sì, no, posso, non posso? Ho diritto di... Ecco, tutte queste cose devono essere normate da parte del Servizio Sanitario Regionale. Se non passasse questa proposta di legge, una persona a Rovigo rispetto a una persona di Belluno può essere trattata con tempi diversi, con modalità diverse. Perché diciamo che i comitati etici sono anche diversi, ogni ulsa il proprio. I comitati etici sì, possono essere diversi, certo, sì, ma anche la valutazione può essere diversa, ma non riferendosi a una prestazione precisa. C'è poi un'aleatoria tale che permetterebbe ai medici e ai comitati etici un po' di rispondere secondo così personalismo e non rispettando una procedura. E questo è molto importante. Ricordo che laddove, nel Veneto non è successo, ma laddove è successo che l'azienda sanitaria abbia fatto attendere la persona o non abbia dato risposta, sono intervenuti i tribunali ci hanno dato ragione. Nel senso che Trieste, ricordo, addirittura ha obbligato l'ASL, l'azienda sanitaria, a pagare 500 euro di multa per ogni giorno di attesa della persona. Quindi a riprova che non siamo noi, insomma, a essere così pretenziosi. Le carte sono chiare, insomma, le leggi sono chiare, la giurisprudenza è chiarissima all'interno di questa materia, è chiarissima. Quindi di fatto però il Veneto diverrebbe la prima regione a legiferare in materia. Allora, questo sì, questo anche ci inorgoglisce, perché in Veneto stanno succedendo delle cose importanti, sarebbe la regione apripista, diciamo, e abbiamo una data a dicembre in cui potrebbe essere votata, non è ancora ufficiale, però nelle commissioni è girata voce di questa data prima di Natale, quindi sarebbe effettivamente la prima regione che si dota di questa procedura. Diciamo che giovedì ci siamo lasciati, abbiamo lasciato i nostri telespettatori con la riunione in 5ª Commissione Sanità, dove i commissari hanno cominciato ad analizzare l'articolato e a ultimare le audizioni. Adesso c'è un passaggio ulteriore in prima Commissione per la copertura finanziaria, poi si ritorna in Commissione Sanità. Sì, viene concluso l'iter, diciamo, il passaggio in prima Commissione per l'articolo dell'invarianza finanziaria, poi si passa per il report finale, per la chiusura finale, per la formulazione dell'istruttoria in 5ª Commissione Sanità, e poi si passa direttamente al voto in aula. Senta, le chiedo, c'è bisogno di una legge di questo tipo? Nel senso, le richieste ci sono, voi come associazione Luca Coscioni, che sentore avete? Allora, noi che non volete mai parlare di casi specifici ed è giusto così. Noi siamo mossi da un senso di libertà, dalla vita dei diritti, e siamo convinti che se entrasse in sanità una maggiore attenzione per la persona, per i suoi diritti, per la sua autodeterminazione, la sanità in genere migliorerebbe. Questo è molto importante. Dobbiamo un po' salutare il paternalismo, no? Per cui il medico sa quello che è bene per te e comunque fidati del medico e decide lui. No, noi vorremmo che l'attenzione fosse spostata tanto sul paziente informato, paziente responsabile, paziente in grado di prendere delle decisioni. Guardi, abbiamo sentito in commissione, nelle varie audizioni, ma anche dai consiglieri stessi, delle preoccupazioni giuste, quindi siamo anche contenti di averle sollevate. Preoccupazioni sulla sanità in genere. Siamo in grado, in Veneto, che per alcune cose è la migliore regione d'Italia, no? Siamo in grado di esaudire tutte le richieste per la medicina palliativa?
I medici di base sanno prescrivere, sanno cos'è la rete della terapia antalgica, sanno trattare i loro pazienti sofferenti? Queste sono domande che vengono dai consiglieri. No? Abbiamo dato una giusta informazione sanitaria ai pazienti in maniera tale che possano scegliere il meglio per loro stessi? Queste sono riflessioni che hanno fatto i singoli consiglieri. C'è un'autocritica in corso. Come associazione Coscioni, e io l'ho detto in commissione, non molleremo su questo, perché vorremmo andare a vedere se effettivamente poi quello che ci è stato detto avrà seguito, perché il politico deve dar seguito in pratica a risolvere le cose, non preoccuparsi e mandare proclami, aiuto per la vita, tutte queste cose che non servono a niente, no? Ma in pratica cosa fai? Se ti sei reso conto che la medicina palliativa è in difetto in questa regione, cosa fai per attivarla? Quindi a monte stanno tanti interrogativi. A monte stanno tanti interrogativi che riguardano la sanità, e quindi per quello che le dicevo, la notizia è che i cittadini sono entrati all'interno della regione per smuovere qualche coscienza, e qualcuno andrà in crisi, perché l'elettore che vota quel partito e che è d'accordo con noi si sente dire dall'eletto no, questo, parole testuali, non fa parte, fine vita non fa parte dei nostri programmi, quindi noi sappiamo già come votare senza andare a vedere nel merito. Questo è secondo me non un modo gentile di fare politica, no, mi permetta, però i consiglieri dovranno rispondere ai loro elettori in questo modo, perché non si risponde così con la politica, si risponde approfondendo nel merito e poi cercando una soluzione ai problemi che vedi che emergono. Diciamo che in questi giorni si sta parlando parecchio di libertà di coscienza, soprattutto nel fronte del centrodestra. Vado da Fabrizio Pregliasco. Professor Pregliasco, buongiorno, scusi se l'ho fatta attendere, ma per il Veneto è un dibattito molto importante questo sul fine vita. Vorrei un suo autorevole parere su questo, un parere scientifico, personale, medico. Allora, intanto le spiegazioni appunto dell'associazione, del promotore, che lì è stata, direi, spettacolare e lineare, insomma, ha chiarito il significato e la necessità a questo punto di trovare le modalità operative per rendere possibile un qualcosa che rientra, direi, nell'aspetto della gestione della vita e dei momenti di sofferenza, di lunga sofferenza. Infatti non è solo questo atto finale, ma ha ben evidenziato le limitazioni dell'attenzione alle cure palliative nell'ambito appunto oncologico, comunque in tutte le situazioni dove c'è una sofferenza e dove spesso l'anziano, magari anche solo, abbandonato, viene lasciato, come dire, soffrire inutilmente rispetto a quello che è, come dire, la possibilità, per cui noi dobbiamo dare, come si dice, no? È uno slogan, ma è importante, non solo anni alla vita, ma vita agli anni, no? Soprattutto perché abbiamo in effetti in Italia una speranza di vita molto elevata, che è peggiorata un po' come in tutto il mondo a causa del Covid, ma è un qualcosa che è bello e che in qualche modo fa vedere come la nostra sanità, con tutti i limiti del caso, i tempi d'attesa e quant'altro, in Italia, in tutta Italia, ma non solo, insomma, ci sono. Però davvero io credo che vada superato questa difficoltà. A volte è difficile anche parlarne, no? Perché ognuno di noi, credo, ha paura della morte, no? E parlarne in modo pragmatico fa soffrire. In più ci sono elementi a volte, come dire, ideologici, religiosi, che in qualche modo fermano una prassi che, a mio avviso, poi molte volte si attua, è stato detto poc'anzi, cioè in situazioni particolari alla fine non c'è niente da fare, no? Rispetto agli sforzi disumani e disumani nel senso proprio del termine, per tenere in vita delle persone, e quindi alcune situazioni poi si risolvono, no? per dato di fatto. Quindi davvero procedurare
in modo formale, anche perché è stato ben detto, no? Ci sono elementi ovviamente di attenzione, di correttezza, di trasparenza proprio rispetto all'anziano che non è capace di intendere di volere, al minorenne e quant'altro. Quindi elementi che possono servire anche per un discorso molto più ampio sulle caratteristiche della cura, il diritto alla cura e le modalità con cui fornire assistenza. Quindi professore, il Veneto potrebbe diventare apripista a livello nazionale se arrivasse all'approvazione di questa legge? Ma io spero proprio di sì, perché in pratica è solo proceduriamo e rendiamo disponibile a chi ritiene di voler, come dire, avere quest'ultimo aiuto da parte del nostro servizio sanitario nazionale per chiudere la sua vita in modo dignitoso. A questo punto, Silvestri, cosa vi augurate? Perché insomma le fibrillazioni sono tante, il sostegno è importante perché avete il sostegno del governatore del Veneto Luca Zaia, dello stesso presidente dell'intergruppo leghista Alberto Villanova, che hanno spiazzato tanti anche nella Lega, soprattutto a livello nazionale, però sappiamo che insomma ci sono posizioni variegate, anche nel centro-sinistra in verità. Sì, guardi, noi alle varie criticità, domande che sono sorte da parte dei consiglieri in quinta commissione abbiamo risposto in maniera dettagliata. In effetti non c'è alcuno scoglio per non risolvere questa cosa, se non appunto la volontà politica. Ricordo che nella gestazione della legge 219, la legge sulle disposizioni anticipate di trattamento e sulla pianificazione condivisa delle cure, che ha più di 5 anni, c'è stata la stessa, una similare sollevazione da parte dei contrari, che anche lì inneggiava un po' con le stesse parole: andiamo incontro alla morte, abbandoniamo i pazienti, non è, insomma, il pendio scivoloso, un po' prepara l'eutanasia. Ecco. Adesso quello che è presente in quella legge è quasi santificato dai movimenti, insomma, contrari alla nostra PDL, perché lì sono presenti dei concetti e delle pratiche utilissime per le persone e per la sanità. Cioè, voglio dire, per rispondere alla sua domanda, io penso che anche questa PDL, con tutte le contrarietà che sta incontrando, è l'esempio di come la civiltà sta avanzando. Se è una nuova pratica sociale, che le persone possano gestire meglio il proprio fine vita, no? Dignitosamente, soggettivamente, come meglio credo, io credo che ci sarà qualcuno contrario, però questo è il mondo che avanza, questa è la civiltà che avanza, questo è il diritto che avanza, questo è il benessere che avanza. Quindi vediamo bene questa cosa, non so se le ho risposto. Perfettamente. A proposito di civiltà che avanza, oggi proprio il governatore Zaia, non riesco a farvelo vedere, comunque sui suoi profili social ricorda una ricorrenza, sicuramente la conosce bene il professor Pregliasco. Il 9 dicembre di 44 anni fa l'Organizzazione Mondiale della Sanità annunciò ufficialmente che il vaiolo era stato eradicato su tutto il pianeta, diventando così il primo caso di malattia infettiva completamente eliminata. È importante guardare e ricordare questi eventi, no? Anche alla luce del dibattito attuale degli ultimi anni, professore? Assolutamente, perché si è visto e si è documentato proprio l'eradicazione del vaiolo, che ancor di più dell'eliminazione. L'eradicazione vuol dire proprio una situazione nella quale il virus non circola, e l'azione principale per questa eradicazione è stata la campagna vaccinale sistematica. Sulla polio siamo all'eliminazione, cioè in diverse zone del mondo, nell'area dell'OMS e dell'Europa, che è molto ampia, dell'America, il virus non circola più, ma circola ancora
in alcuni stati, l'India, Pakistan, che sono anche difficili, no, da gestire, come dire, a osservare e poi procedere a una sistematica vaccinazione, in questo caso per la polio. Sono esempi che rimarcano ciò che è anche stato fatto per quanto riguarda il Covid, quindi un utilizzo di vaccini che prevengono la malattia, che riducono gli effetti più pesanti della malattia, ma non al 100%, con effetti collaterali, quanto volete, eccetera, ma che in qualche modo sul vaiolo, in questo senso una storia che ha un lieto fine in termini di salute, dimostra come uno sforzo, in questo caso per il vaiolo e ora anche per la polio, di una strategia a livello mondiale di attuazione, di sistematicità. Il Covid è stato un momento che invece ha rimarcato quegli aspetti negativi, o meglio di percezione negativa di una quota di popolazione, perché l'approccio terapeutico è sempre molto più facile. Uno sta male e in qualche modo, no, come dire, prende qualsiasi cosa nel momento della sofferenza. Il vaccino è un approccio che tiene conto intanto del fatto di essere sani in quel momento e percepire un rischio magari non poco probabile, o comunque avere una percezione di una malattia ritenuta erroneamente magari banale. Il Covid ne è un esempio, perché noi ora ci siamo dimenticati del Covid, ma il Covid non si è dimenticato di noi e continua a circolare. Di sicuro la situazione attuale non è di emergenza sanitaria, di affollamento degli ospedali, perché comunque il 9% dei posti letto è occupato da persone che hanno il Covid, il 2% delle terapie intensive è occupato da soggetti con il Covid, che non è che sono lì per fare una visita di istruzione o turistica in terapia intensiva, e 300 sono morte nella scorsa settimana, quasi 1000 nell'ultimo mese. Quindi una patologia che non ne sentivamo la necessità, ma purtroppo dovremo, come dire, continuare a convivere, e io credo che il messaggio da dare sia questo, cioè suggeriamo la vaccinazione, il richiamo vaccinale per il Covid e anche per l'influenza alle persone fragili e alle persone a rischio, perché così potremo goderci questa nuova normalità dopo le sofferenze della fase emergenziale. Cioè, se noi proteggiamo al meglio possibile, anche con un po' di buonsenso, le persone fragili da possibili infezioni, noi possiamo, no, ritornare a quello che erano le abitudini del passato, senza avere quegli effetti che ancora ci sono oggettivamente da una patologia camaleontica che continua a modificarsi e che quindi fa sì che vaccinazione pregressa o anche infezione pregressa con le varianti vecchie non è più efficace per proteggerci da ormai sostanzialmente reinfezioni, perché bene o male tutti un'immunità ibrida ce la siamo, diciamo così, guadagnata da precedenti infezioni, magari asintomatiche, da vaccinazioni, da infezioni e quant'altro, però il virus riesce appunto a sgattaiolare. E lo vediamo quindi, e lo vediamo dai dati in ripresa, come sempre, anche sotto le festività natalizie. Io le faccio un'ultima domanda, professore. Queste polmoniti dalla Cina, che cosa sta accadendo? Le chiedo proprio in un minuto se ci può fare chiarezza, perché c'è un po' di allarme e non si capisce bene. Allora, questo Mycoplasma pneumoniae è un batterio, uno dei pochissimi che causano infezioni respiratorie che si mescolano all'influenza, perché abbiamo anche l'influenza oltre il Covid e avremo una bella stagione purtroppo florida anche della classica influenza che i suoi guai fa. Questi micoplasmi sono presenti e storicamente si evidenziano con maggiore concentrazione. In Cina, chi lo sa cosa sta succedendo, però questa stessa cosa sta succedendo in Francia, in Olanda, e questo ci fa dire che siamo in una situazione dove appunto questo andamento ciclico può mettere in difficoltà
i bambini, i ragazzi, e un aspetto peculiare anche i più piccoli, e guarda caso anche purtroppo con alcuni stipiti che sono resistenti all'azitromicina, un antibiotico che scioccamente è stato usato in modo esagerato durante il Covid, e ora ne vediamo anche qualche effetto negativo per quell'antibiotico resistenza che è la battaglia del futuro. Quindi attenzione da parte delle istituzioni e direi buon senso da parte dei cittadini verso questa patologia che ad oggi non sembra colpire l'Italia se non con una casistica limitata, ma che insomma va monitorata e valutata, perché appunto il Covid ci ha insegnato che la natura noi la inseguiamo e degli scherzi ce li può fare in ogni momento. Grazie professor Pregliasco, con lei abbiamo già parlato anche in precedenza di antibiotico resistenza, di infezioni batteriche, ha dedicato alla tematica un libro, torneremo a farlo anche nelle prossime occasioni, nei prossimi mesi. Grazie professor Pregliasco. Diego Silvestri rimane ancora con me per un appello finale e poi finiamo in musica, ma ci rivediamo fra poco. Stefano Ghe. Di nuovo in diretta, battute conclusive per questa prima edizione. Vado subito da Diego Silvestri, il mio ospite qui in studio dopo aver salutato il professor Pregliasco. Diego Silvestri, promotore della legge sul fine vita, avete capito che è una sintesi forse in parte erronea, ma insomma utilizziamo questo termine, che lancia un appello alla politica e non solo alla politica. Prego Silvestri. Io, visto che tra poco è Natale, lancerei un augurio, cioè l'augurio di trovarci qua fra qualche anno, come quello che è successo per la legge sulle disposizioni anticipate di trattamento, che adesso le riconosciamo portatrici di una civiltà, di un rispetto, del rispetto del principio dell'autodeterminazione. E cioè ci auguriamo tutti di essere qua fra 4, 5, 6 anni a dire: ma vi ricordate la difficoltà di far accettare, no? Che uno come Stefano Geller, vi ricordate che a un certo punto dice no basta, mi fermo qua, non voglio la tracheotomia, e qualcuno pensava che dovevamo torturarlo, era giusto torturarlo e farlo mantenere in vita e dargli l'alimentazione anche se lui non voleva. Vi ricordate che c'era questa idea? Ma meno male, ecco, mi auguro che vedremo quello che stiamo vivendo qui adesso come una serie di cose superate per poter accettare il fatto che una persona possa gestire come vuole, in preda a una patologia irreversibile che lo porta a sofferenza, che arrivi a gestire il suo fine vita come meglio crede. L'autodeterminazione, insomma. L'autodeterminazione. Grazie Diego Silvestri, grazie davvero. E noi chiudiamo però in musica con un gruppo storico della rock progressive italiano con radici venete, veneziane e non solo. Stasera a Schio un concerto evento che segna l'ultimo tour di un gruppo storico come quello delle Orme. Un invito speciale arriva da Luca Sparagna, che fra poco vedrete, è la voce che da qualche anno accompagna le Orme, e dal leggendario, insomma non ha bisogno di presentazione, Michi dei Rossi. Buongiorno a tutti i telespettatori di Media Nord-Est, sono Luca Sparagna insieme a Michi dei Rossi delle Orme. Vi aspettiamo questa sera al Teatro Astra di Schio per un grandissimo concerto delle Orme and Friends. Questo l'omaggio al pubblico di Media Nord-Est da parte di una leggenda, di una vera e propria leggenda. Allora noi rientriamo in diretta alle 18
18:30 con l'edizione regionale dei nostri telegiornali, alle 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Ringrazio dalla regia Alessandro Granziera e Marco Gagliazzo. È stata una giornata ricca di collegamenti, particolarmente complessa da gestire. Vi ricordo che subito dopo il meteo andrà in onda un film, anche questo celeberrimo, oggi solo leggende lo vedete, Saving Christmas, per la regia di Darren Dohan con Kirk Cameron, insomma un film davvero da non perdere. È tutto, ci rivediamo alle 18:30, buon proseguimento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Nel weekend l'anticiclone tornerà a rinforzarsi, ma saranno probabili alcune note instabili. Il dettaglio di sabato 9 dicembre. Sul Veneto la giornata trascorrerà all'insegna di un ampio soleggiamento, come ci mostra la grafica, con cielo sereno o poco nuvoloso. In serata più nubi e poi nella notte tra sabato e domenica non sono esclusi dei piovaschi a carattere sparso. Le temperature saranno in lieve aumento, minime tra -1 e 3 gradi, massime tra 6 e 9 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso bel tempo con tanto sole, nella notte poi diventerà leggermente variabile con occasionali precipitazioni sul territorio regionale. Temperature minime tra 2 e 5 gradi, massime sugli 8-11 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà piuttosto soleggiato, ma nella notte avremo un peggioramento con debolissime piogge, nevose anche a quote basse. Temperature minime tra 0 e 1 grado, massime sui 10 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.